Buonasera, come potete vedere le telecamere di Veneto Globe questa sera sono in esterni. E dove sono? In questa meravigliosa Corte delle Rose. In quale occasione? In occasione della cena denominata La Corte Cena in Rosa 2.0. Lo spettacolo è meraviglioso, io non aggiungo altro. Signori e signori, benvenuti alla nostra La Corte Cena in Rosa, seconda edizione. La mia voce vi accompagnerà per tutta la sera, vi presenterò tutte le sorprese, vi presenterò la serata. Questa seconda edizione è stata voluta assolutamente dopo quella dell'anno scorso, che è stata un'esperienza bellissima. Perché? Perché è la dimostrazione che l'unione fa la forza. Un gruppo di commercianti che hanno deciso e hanno la voglia e la volontà di fare in modo che la Conegliano che noi amiamo da sempre possa cambiare, possa tornare quella che era un tempo. Sappiate che 2 anni fa lei è arrivata qui con noi e tutto ebbe inizio. Sta salendo ora sul palco Patrizia Roberto, che è la presidente del Comitato Corte delle Rose. Buonasera a tutti, serata bellissima e a nome di tutti i commercianti, a nome dell'Associazione Corte delle Rose, grazie per questa serata. Grazie a tutti. Buonasera signor Silvio. Buonasera. Buonasera a tutti. Un commento a caldo su questa bella cena? Una cena meravigliosa fatta in una location straordinaria che è Corte delle Rose, il secondo anno, ma veramente un esempio da prendere per la città, perché si riesce a far rivivere luoghi che altrimenti sarebbero molto meno frequentati. Io non le rubo altro tempo perché ho visto che è in piacevole compagnia. La ringrazio e la saluto. Grazie a voi e grazie anche agli organizzatori, la Patrizia Roberto in particolare. E ripeto, se ci si mette tutti assieme si fa una grande azione di comunità, questi sono i risultati, per cui speriamo di continuare tutti in questa direzione e prendere esempio dagli esempi positivi. Abbiamo catturato anche l'assessore, la dottoressa Sonia Colombari. Buonasera. Buonasera a tutti. Un'impressione a caldo di questa bella cena? Allora, sono molto felice perché l'Associazione Corte delle Rose con la Presidente Patrizia Roberto hanno dimostrato per il secondo anno consecutivo di saper organizzare un evento con la E maiuscola. Siamo molto felici di essere qua perché la location è fantastica, l'organizzazione è perfetta e sicuramente un momento di aggregazione per i cittadini di Conegliano, per cui come assessore al commercio e alle attività produttive spero che tanti seguano l'esempio di Corte delle Rose come associazione, come volontà, perché si dimostra che impegnandosi si possono raggiungere i propri obiettivi. Grazie infinito di essere qui con noi questa sera. Sta salendo sul palco ora il nostro sindaco, l'ingegner Fabio Chies. C'era un esempio che avrei voluto portare in campagna elettorale e poi nel caso in cui avessi vinto le elezioni, sicuramente è l'esempio di Patrizia. Patrizia ha dimostrato in un momento di difficoltà del commercio, non solo conegliano ma del commercio come congiuntura, che è possibile, qualora ci si metta impegno, voglia e ci si creda veramente, di realizzare un sogno. Siamo qua oggi, è riuscita a fare una grandissima festa l'anno scorso, è riuscita a coinvolgere tutti voi quest'anno
ed è riuscita in una cosa che però tutti noi facciamo fatica ad assimilare, è riuscita a portare ottimismo. Vediamo ora sul palco il prefetto della provincia di Treviso, la dottoressa Laura Lega. Solo per dire due parole davvero, intanto grazie al sindaco, alla città di Conegliano, a tutti i presenti, alla signora Patrizia e a chi come si è prodigato mentre noi siamo qui a goderci questa splendida serata che si è prodigato a organizzare, non solo devo dire in questo salotto, perché questa sera è un salotto meraviglioso grazie anche a una serata splendida, ma poi anche a tutta l'organizzazione di Palazzi che è riuscita a assicurare come sempre insomma, un livello altissimo. Però una parola la devo dire in realtà per tutte quelle imprenditrici femminili. Io non sono un amante delle questioni di genere, quindi non faccio distinzione francamente tra chi è donna e chi è uomo. Credo che quello che debba vincere il merito è la capacità e la voglia di fare, e l'entusiasmo e la passione nel fare le cose, nel farle bene, nel farle con successo. Ecco, ringrazio tutti perché veramente l'accoglienza che è stata fatta a me è stata un'esagerazione. Non potevo non venire a salutare la Patrizia che ha organizzato questa cosa. Abbiamo ascoltato ora l'intervento di Antonio Palazzi, noto ristoratore della zona. Come stiamo vedendo, Corte delle Rose questa sera è il cuore pulsante della città. La partecipazione di molte autorità e l'entusiasmo dei partecipanti ha confermato la riuscita di questa cena. Ah, che bella sensazione! Mi guardo intorno e vedo gente serena, rilassata, splendide mise delle signore. Ah, che bella sensazione! Per usare lo slogan di Breda Gioielli. Incontriamo ora l'assessore al bilancio, l'avvocato Claudia Brugioni. Buonasera avvocato. Un commento a caldo di questa cena? Beh, diciamo che è una bella serata, ripete l'anno scorso ma con grande successo ed è, come diceva il sindaco prima, una ventata di ottimismo in città. Vedere la città, vedere comunque la gente che partecipa all'evento è uno stimolo per noi, perché comunque si capisce che quando fai qualcosa, qualche evento in città interessante, la gente c'è. C'è stile, c'è allegria, c'è la voglia di stare in comunità e questo ci fa molto piacere come amministratori, che abbiamo deciso, e lo si è visto già a partire dall'anno scorso, di cercare di riqualificare la città e cercare di fare qualche evento che possa ricreare aggregazione. Qualcuno mi ha suggerito di chiederle cosa facciamo a Natale? Cosa facciamo a Natale? Natale, come avevo già detto l'anno scorso, non è una mia delega e quindi non lo so neanch'io. Speriamo si faccia qualcosa come l'anno scorso, qualcosa di più. Le idee ci sono, bisogna adesso vedere come procedere e come progredire. La Corte Cena in Rosa 2.0 anche quest'anno è stato un successo. Antonio Palazzi anche questa volta è stato super, soprattutto con il suo dolce. Meraviglioso, buonissimo. In chiusura un ringraziamento particolare va alla Patrizia Loberto, presidente dell'Associazione Corte delle Rose, che ha fortemente voluto questo evento. Con le ultime immagini della serata, Veneto Globe vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima occasione.